le mogli in villeggiatura, dei mariti comincia la pacchia, ogni donna una nuova avventura, non importa sia bella sia racchia. Olimpiadi, Olimpiadi, degli atleti che cercano allori, Olimpiadi, Olimpiadi, dei mariti che cercano amori, Olimpiadi, Olimpiadi, dei mariti che vanno alla pesca, Olimpiadi, Olimpiadi, d'una bella guagliona tedesca, sono fusti dal bacio facile, rubacuori dal fascino stanco, poliglotti che contan frottole, tutto fumo, ma poi vanno in bianco. Olimpiadi, Olimpiadi, ne fan tutti di crude e di cotte, Olimpiadi, Olimpiadi, dei mariti che prendono botte. Le vacanze però finiranno, mentre tutto procede tranquillo, e le mogli così scopriranno che i mariti sono uomini squillo. Olimpiadi, Olimpiadi, ti è piaciuta la pupa tedesca, Olimpiadi, Olimpiadi, poi tua moglie ritorna e ti pesca, Olimpiadi, Olimpiadi, di bicipiti, muscoli e spalle, Olimpiadi, Olimpiadi, dei mariti che contano balle. È finita la festa, Olimpiadi, Olimpiadi, dei campioni, dei forti e dei bulli, Olimpiadi, Olimpiadi, dei mariti che sono dei fasulli, Olimpiadi, Olimpiadi, Sì. Il bambino sta morendo di sete, Ugo! E vado, non siamo mica nel deserto. Dottore, fate per pupazzetto delle Olimpiadi. No. C'avemo l'anelli colorati No. delle Olimpiadi. Dottore, il ricordino delle Olimpiadi. Il ricordino delle Olimpiadi me lo procuro io quando è partita mia moglie. Con un'acqua minerale. Acqua minerale pronta? Quant'è? 300 lire. 300 lire. Ma dico, siete impazziti? Ma ci sono Olimpiadi, ma che non lo sapete? Va bene, perché ci sono le Olimpiadi. Ho i 5 anelli olimpionici attaccati al naso. Che so io che faccio i prezzi, abbiate pazienza. Va bene, ho capito, volete farvi le Olimpiadi a spese mie. È in partenza dal quarto binario, Ugo? diretto per Pisa Genova. Ugo, cosa fai? Ma che ti è successo? Il treno parte! Appunto, il treno parte, tu scendi, su, su, su. Mamma! Ma buona almeno quest'acqua Con minerale. quello che me l'hanno fatta pagare, quest'acqua contiene anche l'uranio. Ugo, aspetta! Ma cosa fai? Il treno parte, su, monta, presto, presto. Non vedi l'ora che me ne vada, chissà che cosa combinerai quando non ci sarò. Figurati con queste dannate Olimpiadi. Al giornale non mi hanno nemmeno dato le ferie per venire al mare con te. Non te le hanno date neppure l'anno scorso e le Olimpiadi non c'erano. Cosa vuoi dire? E hai fatto apposta a non chiederle. Già, perché io mi diverto a lavorare dalla mattina alla sera mentre te ne stai in villeggiatura a Santa Marinella. Che il direttore si fida solo di me. Sì, però il direttore non ti aumenta mai lo stipendio. Sai cosa penso? O tu mi inganni o lui ti sfrutta. Mi sfrutta, mi sfrutta. Quasi quasi rinuncio al mare. Ma che sei matta? Abbiamo già pagato l'affitto. No, lascia stare, vedrai che il direttore... In carrozza, sì, signorina. il direttore non mi metterà i piedi addosso. Va, Ma non mi dai In neanche un carrozza, bacino. signorina. Ciao. Dammene un altro. In Ciao. carrozza. Ugo? In carrozza. Ugo, giurami che parlerai al direttore, giuro. Giuro. Giurami che la notte andrai a letto prestissimo. Giuro, con le galline. Oh no, solo. Appunto. Mi raccomando, stai vai Ciao. solo per Ciao. me. Dai, Ugo, dai. papà. Guarda bene. Ciao. 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 Buongiorno. Buongiorno, dottore. Ehi là. Ci sono novità per me? Sì, è venuta quell'attricetta che gli deve pubblicare le foto. Ah, e l'hai fatta aspettare? No, c'aveva fretta, se n'è andata. Ha lasciato le fotografie. Dice che gli telefona quando torna da Ischia. Ha sempre qualche traffico, quello. Salve, capo. Caldo, eh? Alle 8 precise va bene. Ciao. Senti, per i paparazzi come te hanno creato apposite camere oscure affinché si possano nascondere. Cerca di approfittarne, eh? Ho rimediato una brunetta per stasera. Ah, sì? Perché cosa credi che io sia scapo a fare per 15 giorni di seguito? Hai un pochino d'attenzione. Ingegner Bianchi? No, non mi piace. Onorevole Santucci? Racchio. Colonnello Sperlanzoni. Colonnello? Sperlanzoni. Pronto? Ciao tesoro. Sì, sono Ughetto. Al colonnello. Che facciamo di bello questa sera?
Ma com'è che facciamo? Tu non lo so. Io vado alle corse con Luigi. No, ma dicevo dopo. E dopo andremo a cena e poi... Ma a te che te ne frega? Ho capito. Vabbè, sarà per un'altra volta. Ciao. Pazienza. Cos'è il colonnello alle grandi manovre? No, le grandi manovre le devo fare io, qui, sul libretto. Non hai capito? Sono tutti nomi di donne truccati, no? Altrimenti mia moglie. Ingegneri, dottori. Padre Titta. Chi? Una brunetta che non finisce mai. Innamoratissima, sai? L'anno scorso si voleva suicidare per me, quando mia moglie ritornò dalla villeggiatura. Lo credo. Pronto? Ciao Titta, indovina un po' chi è? Giovanni. Ma che Giovanni? È Ugo, ma come non mi riconosci dalla voce? Il bagnino. Ma che bagnino? Ma insomma dico, non puoi parlare un po' più forte? Ma che bagnino? Ho detto cretino. Lei, signore, ha sbagliato numero. Sì, figurati, sbagliato numero. È il numero più facile di questo mondo, tesoro. 888-444. E questo è proprio 888-444. Io ho sbagliato proprio numero. Sembra strano, ma si confonde facilmente. Io volevo fare 444-888. Sera. Vedi, il difetto è tutto qui. Perché? Ma sì, questi numeri travestiti da frati, da colonnelli, da ingegneri, spiegano tutto. Spiegano che mia moglie è gelosa, perché la tua non lo è. Ah, no, io a Sandra il guinzaglio gliel'ho messo subito. E così mi sono tenuto il mio giro. E stasera servizi a domicilio. Sai quella brunetta lì? Ah. La porto a casa, le faccio le fotografie, la metto in posa. Buongiorno, direttore. Salve ragazzi, comodi. A Pasotti. Sì, direttore. Ma che idea le è venuta di pubblicare tutte quelle fotografie di ragazzini vestiti da generali, da pompieri, da giudici? Ah, vedendo un certo taccuino di un amico mio. Ah. Spiritoso, eh? Ma io lo trovo anzi deprimente, lo dica quel suo amico del taccuino, sa? È lui. No, guardi, io non c'entro niente. Ma sì, una cosa banale, andiamo. Poi quello che avete fatto dire a questi poveri ragazzini, andiamo. La bambina ieri diceva, io da grande voglio fare la Croce Rossina per curare le piaghe dell'umanità. Vuole fare una cosa logica, andiamo, questa è una retorica, Ma qua dico non l'ho mica scritto io, sa. Direttore, l'ha scritta il padre della bambina, l'onorevole Carminati. Ah beh, allora se l'ha scritta l'onorevole Carminati. A proposito, direttore, ha ritelefonato questa mattina all'assessore. Vuole che facciamo quell'inchiesta sugli ospedali. Assessore Pancrazzi, proprio lui vuole che facciamo l'inchiesta sugli ospedali. È un'inchiesta così. Ah, beh, un'inchiesta così. Proprio quello che si può incaricare di questa faccenda. Lei, Bittetti, cosa sta facendo in questo momento? Ma io veramente sto facendo delle telefonate. Ecco, benissimo, quando ha finito di telefonare, allora si incarica di questa cosa, Ci devo andare proprio io, scusi. Sì. Sì, ma non sei contento? Almeno hai qualcosa da fare, no? Dico. Sa, la moglie è partita e lui si annoia, poverino. Ah, sua moglie è fuori? Sì, in villeggiatura. Allora no, niente Bittetti, no, cerchiamo qualcun altro, niente Bittetti. Grazie, signor direttore. Mio caro Bittetti, si è scapoli una volta all'anno sola. Come la capisco? Vedi, mia moglie va in vacanza quando prendo le ferie io e mi trascina a Montecatini. Ah, che divertimento. Beato lei. Scommetto che questa notte lei ha già organizzato un movimento. Ho una pollastrina. Ah, che bravo, Senti, se ti accontenti di un caporale ti do il numero io. Non ho bisogno dei tuoi caporali, te l'ho già detto. Ho una pollastrina per le mani. La pollastrina è tenera, dottore? Cosa serviamo per contorno? Una bella peperonata? Ci mancherebbe anche la peperonata. 2 patate lesse. Perché mangia in bianco, dottore? Mangio in bianco, vesto in bianco e vado in bianco. Ah, un tipo come lei, dottore. Ich bin so müde. Und ich habe solche Hunger. Roma prima sera. Wollen wir hier reingehen? Ah, ja, gut. Irte sarebbe. Irte sarebbe da cintura. San Pietro del Campidoglio da lettiera. Vogliono mangiare? Ja, mangiare. Ma è tutto occupato, non ci sono più tavoli. E questo che cos'è? Un carro armato? No, beh, credevo che lei desse fastidio. Molto perspicace. Le sembro tipo a cui le donne possono dare fastidio. Ma per chi m'ha preso? Per un funzionario della TV? Prego, s'accomodi. Prego, s'accomodi. Ecco, s'accomodi, ne prego. Lei qui? No, ecco, lei si mette di qua. E lei invece, signorina? Ecco, qui. E io mi siedo qua. L'ho fatto apposta. Da haben Sie Glück gehabt. Ja, Sie sind wirklich sehr komisch. Straniere. Bella scoperta. Swedish? Nein, Finlandish? nein, Danish? nein, Holland? nein. Liechtenstein? Persiane? Turche? Deutschland. Ah, Germania! Ah, gut, Germania!
Vuoi parlare italianish? Oh, poco. Vous parlez français? Nein. Do you speak English? Nein. Meno male, non lo so nemmeno io. E poi io credo che in certi casi parlare sia completamente inutile. L'importante è agire, è vero? Sì. Non avete capito niente, ma l'essenziale è che abbia capito io. Ora vi sistemo, Fame? Fame? Sì? Mangiare? Cameriere? Pronto, dottore? E questi? Piovute dall'Olimpo, Olimpiadi. Senti, ho cambiato idea, non vado più in bianco, come vedi. Perciò mi porti la peperonata. Solo per lei? No, peperonata per tutti. È vero, la peperonata? Peperonata. Was? Peperonata? Peperonata. Ah, ja, spaghetti. No, non spaghetti. Specialità italiana. Peperone. Der großen Peperone. Good. Eccitante. 3 peperonate. Sì. E 3 porzioni di pollo alla diavola. Sì. Con molto pepe, non so se mi spiego, capito? Good. Pollo alla diavola? Pollo? Spaghetti? E dai con sti spaghetti. Pollo alla diavola. Dottor, questi hanno capito male. Oh, no, io non... No? No. Pollo. Diavolo. Ah, spaghetti. Dai, con sti spaghetti, no. Pollo alla diavola. Teufel. Ah, Ja, diavolo. Meno male. Diavolo, dottore. Benissimo. E per concludere il classico caratteristico fiasco di vino, 40 gradi. Vino? Drink, tralala. Attenzione che il fiasco non lo faccia lei. Le straniere danno certe fregature. Una volta io mi trovai... Non ti preoccupare, a me la fregatura non la danno perché questo è il prototipo della turista tedesca bionda alla quale piace il maschio latino come me. Zimmer fragen. Ja, ich frage ihn. Bitte. Senta, da abonnement ja de spaghetti, voglio camera. Camera? Ja, dormire, schlafen, bed, dormire. Hai capito? Non sono ancora arrivate, già hanno deciso tutto. Lascia fare a me. Queste vogliono dormire. Appunto dicevo. Ah già, è vero. E me? Non le posso far dormire a casa mia? Io ho un appartamento vuoto. Queste sono la fine del mondo, mai visto 2 turiste simili. Io, camere, per voi. Zwei Kamera. Ja, 2, 2. Ein Kamera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ja, jawohl. La fine del mondo. Va, prendi il pollo e il vino, mi raccomando. Pepe anche nel vino, non ti preoccupare. Vai. Ich, großen Appartementen, grande Pensionen, capito? Letten soffice, ja. Zwei Kamera, Ja, capito? 2 Kamera, ja, 2. Ein Kamera per lei e ein Kamera per noi. Benissimo, questa ci sta. L'altra la mollo Raimondo. Gut. Bitten? Ich? Telefonke? Ja? Telefonieren. Die Italiener sind sehr nett mit den jungen Mädchen. Pronto? Pronto, sei tu Raimondo? Senti, sei libero stasera? No, anzi, subito. Come libero? Te l'ho detto che ho un'amoretta, no? Peccato. Avevo rimediato 2 turiste olimpioniche. La fine del mondo. Cosa? Ma dove sei? Alla solita trattoria. Un momento, vengo subito. Di un po'. È la moretta. Ma quale moretta? Ah, la moretta, no, m'ha stufato, adesso la scarico. E non ti muovere, faccio una volata. Diese Olympiade ist schon ein Rekordradsport. Der allgemeinen Unordnung im Hotelbetrieb. Da kommt Ihre Tochter, Herr Das Professor. ist sie. Na, haben Sie was gefunden? Schade, wir haben nichts gefunden. Wir haben überall gesucht, keine Zimmer frei. Wo ist denn meine Schwester? Ist mit Elke weggegangen. Was? Hoffentlich haben Sie keinen Papagallo getroffen. Ah ja, Pappagallo. Ja, gli italiani sono tutti pappagalli e si buttano sui turisti come lupi famelici. Falle bere, Ugo, falle bere, Sì, Ugo. Un altro bicchierotto, Nein, Perché? Ma questo vino è buono. nicht mehr. No, danke Questo è schön. vino genuino, delle colline pistoiesi. Questo vino non traditore. Beviamo. Noi traditori. Ma noi, farabutten. Dai. Ecco qua, un bicchierotto a te e un bicchierotto a me. Non ti avvicinare con lì che l'ho scelta io. Aspetta qui. Per te c'è un altro. Vedrà come rimarrà contento di Raimondo. Questo invece me la proprio io. Cin cin. Na, ich auch nicht.
Buono questo vinello, eh? Domani lo racconta tutto il giornale. Ecco, bravo, vantati come se le avessi trovate tu, le ragazze. Il resto, dottor. Il resto tieni pure, mangia. Grazie, dottor. Vengo a riprenderli domani. Beh, care ragazze, adesso avete mangiato, bevuto, mi sembra arrivato il momento di andare a nanna. Bene, bene. Ma come? Te l'avevo detto che avevo combinato tutto io, no? Beviamo un altro bicchierotto. Allora io prendo quella lì, eh? E queste per me. Elchi con Ughetto suo. E Greta con Raimondino suo. Benissimo, possiamo andare. Haben Sie auch für uns bezahlt? Ja, das bezahlen wir mit dem Zimmer zusammen. Chissà cosa l'hanno detto. Che notte! Che notte, ragazzi! Notte, lunga notte. Prego. Andiamo. Bitte, vuole accomodarsi nella mia Mercedes? Grazie. No, tu nella mia Cadillac, prego. Also ich gehe mit ihm. Wir sehen uns dann später. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Piazza Sidra, bitte. Ma come Piazza Sedra? Ma che vuoi dormire nella fontana? Andiamo a casa mia, no? Piazza Sidra, prego. Ma perché? Perché, Ah, le valigie! Vuoi dormire col pigiamino? Sì, sì, andiamo, andiamo. Prego, prego. Bist du Hotello? Iago. Ah, hotello, albergo. No, questa è la mia casa. Mein großen Hausen. Ma io non ho capito, questo non sembra Hotello. Vabbè, va bene, riparliamo dopo, però adesso andiamo, Beh, non direi che hai paura di Ughetto tuo. Kaiti? Ah, arriva con Raimondo, abitano qui di sopra. Figurati. Beh, vogliamo andare? Io ho molto sonno. Ich schlafen. Ah, da complete. E qui la tua valigia? Sie, questa valigia. Grete, wir haben nichts gefunden. Mirja, er ist schon hingegangen. Bisogna der hat Zimmer frei. Ah, bene, bene, bene. Noi finire tutti a vostro albergo. Un momento, quale albergo? Io parlare di quest'albergo dove puoi trovare camere per le tue ragazze del nostro gruppo. Ma dove tu portato Elke? È già sistemata. Tu pappagallo? No. È fidanzato? Nein, sorella, fratello. Rispondere poi, dov'è quest'albergo? Ma non è un albergo, sono così 2 camere da un mio amico. Sa, una specie di pensione. Ah, bene, bene, pensione, trattamento più familiare, spese minori dell'albergo. Noi finire tutti alla pensione del vostro amico. No, un momento, è una pensione molto piccola, non c'è posto per tutti. Ah, no, importante, noi si stringere. Sì, ma sono 2 camerette, capito? Camerette piccole. 2 camere sufficiente, una camera per maschi, altra camera per femmine. Organizzazione germanica sempre perfetta. Come si? Animi. Ja, gut, andiamo. Come si, los? Gepäck mitnehmen. Zwei, los. No, grazie. No, Ancora piccolo no, goccino, grazie, piccolo grazie. goccino ancora, voi No, tedesche no, molto grazie, bene. E tu così bella, tu piccolo muso come piccolo gatto. Miau! E tu pappagallo? Che? Guido dice che italiani quasi tutti pappagalli e si buttano su straniera come lupo. Allora, tu pappagallo? No, io no, pappagallo. Io so come pappagallo si comporta. Guarda, io faccio a te vedere come si comporta pappagallo con ragazza straniera. Pappagallo con ragazza straniera subito così su divano cerca di prendere ragazza, qui molto volgare, lui cerca subito di possedere ragazza così immediatamente. Ma io no, io non così, io molto corretto, molto distinto così, anche quasi un po' stupido. Mentre invece pappagallo sai cosa fa? Quando ha abbracciato ragazza, butta ancora su ragazza così e cerca di baciarla sulla bocca così. Tu no, pappagallo? Oh, io no, io molto a posto, io molto corretto, mannaggia la miseria. Io... Peccato. Io venuta da Germania per pappagalli italiani. Peccato. Davvero? E perché non me l'hai detto subito?
Lorito! Mannaggia la miseriaccia, porcaccia la miseriaccia, il campanellino. Vengo, maledetto. Ma chi può essere a quest'ora? Ah, come sì? Un momento, calma, ma cos'è tutta questa gente, signori? Questo è il mio appartamento, non è un albergo. Ah, no, questo non albergo, lo so, questo pensione, seconda categoria. Tariffa 1500, tasse servizio, prima colazione compreso. Caffè latte, pane pura, marmellata. Sì, è campari soda, ma insomma, chi è questo signore? Cosa vuole da me? Non parlare tanto. Ma cosa vuole con quella faccia lì? Che poi tra l'altro mi ricorda qualcuno. Beh, insomma, dico, cosa siete venuti a fare? Ma tu promesso camera, vero? Sì, io ho promesso camera isolata, ma non dormitorio pubblico. Ah, allora tu pappagallo. Ah, pappagallo. Tu pappagallo? Ma questo chi è? Mio fratello. Ah, no, che io pappagallo, ci mancherebbe altro, io sono un libero professionista. Mi spiace, non sapevo che... Prego, accomodatevi, prego. Andiamo a visitare nostra pensione. Scusi, è questa la pensione Prima Rosa? Io ti spacco la... No, Ugo, non t'arrabbiare, guarda che la colpa è tua. Mi hai mandato a prendere le valigie e ho trovato anche i pacchi. E li hai portati qui al bagagliaio? Ma scusa, dove devo portarli? A casa mia? Certo che li dovevi portare a casa tua. Perché proprio a casa mia? Perché? Perché la mia è piccola, lo sai. Io sono un po' un fotografo, sono un giornalista arrivato come te che ti puoi permettere questo po' di appartamento. E adesso con le due ragazze come la mettiamo? Mi è venuta un'idea. Sì? Möchtest du gerade jetzt entkommen? Dieses Uku ist wirklich sympathisch. Bist du wieder mal verliebt? Ah, machst nichts, man lebt doch nur einmal. Gut. Hans und ich schlafen hier. Die 3 Männer im Wohnzimmer. Ja. Professor. Kommen Sie mit. Willi, spür mir ewige Liebe. Ja, meine Liesel. Ma perché non vi mettete addirittura sotto le lenzuola, Scandalo! Queste lenzuole non cambiate? Ma che non cambiate? Queste lenzuola sono state cambiate questa settimana. E poi io adesso non mi metterò mica a rifare i letti, vero? Silenzio! In che camera mettere zia Brigitte? Io la metterei in una camera ardente. Come? Lasciamo perdere. Non ho nessuna camera più, va bene? C'è soltanto la camera della donna in servizio. Se la signora si vuole accomodare là... Oh, ma questo è vergogna! Non è pensione seconda categoria! Quanto parla questo? Questo è pensione quinta, sesta categoria! Manca tutto ignobile stamperca! Ecco qua, bere un drink. Signorina, volevo farle vedere la sua camera. Mia camera qui? No, la sua camera non è qui, è sopra, nella dépendance. Panzer? No, Panzer, dépendance. Vuol venire, prego? Anch'io? No, lei stia pure qui con suo fratello, così la famiglia è tutta unita. Famiglia, sì. È già molto più bello. Prego, s'accomodi, prego. È permesso. Acqua per bagno, gelata, acqua per bere, bollente. Adesso ordinare. Ai suoi comandi, signore. Allora, camomilla per zia Brigitte. Sì, signore. Abajur per Greta e mia figlia. Sarà fatto, signore. Lenzuole pulito per Hans. Di bucato, signore. Faso da nota per me. Pulito anche quello, signore. E domani sveglia alle 7 con caffè bollente. Sulla faccia, signore. Ah, ecco, bene, versare a faccia mia, sì, davanti a me, perché in cucina dopo troppo freddo. No, ti arriva caldo, stai tranquillo, ti arriva caldo su quella faccia. Dove l'ho vista quella faccia? Allora, tutti a letto adesso. E questo chi è? È tua moglie? Sì, quella è mia... No, quella lì, no, è mia sorella, che mi assomiglia un po', sì. Sorella, Sì. buonanotte. No, che buonanotte, no, un momento.
Ecco, questo è il letto dove lei dormire questa notte. Letto molto morbido, molto soffice. Lei dormire qui molto bene, si mette qui così. Io dormire qui, invece tu no, tu vai via fuori, vai. No, un momento, ma lì rimane vuoto, è un peccato dall'altra parte. Vuoto mi piace molto, mi guida molto bene. Sì, dico, ma non ha paura a dormire? Togliamo tutti i pappagalli. Attenzione, allora... Approcci. Approcci, Ecco, io spiegare a lei questi approcci... No, c'è il telefono. Dico, spiegare cosa... Un momento, torno subito, poi le spiego questi approcci. Aspetti un attimo, Pronto? Senti, disgraziato, perché ti sei portato di sopra la mia ragazza? Ah, ti ci sei fidanzato. Beh, no, non mi sono fidanzato, ma che c'entra? Elke è la ragazza che ho scelto io, per te ho scelto Greta, no? Sì, ma si dà il caso che Greta abbia un piccolo difetto. Ma fammi il piacere. Greta è bellissima, petto, certi fianchi, gambe bellissime, ha tutto. Sì, ma c'ha pure il fratello. E questo è il difetto a cui accennavo prima. Fratello è tedesco. E sai come sono fatti i tedeschi? Sono comprensivi, anzi direi sono freddi. Ah sì, ma sono come i fiammiferi svedesi, sai, se li freghi si accendono. Senti Raimondo, te lo dico per il tuo bene, ridammi la mia ragazza. Chissà, magari lo fai anche per la salvezza dell'anima mia, vero? No, per la salvezza del tuo corpo. Senti, si dà il caso che mia moglie sia partita oggi, quindi difficilmente può ritornare. Mentre invece la tua è partita un mese fa e potrebbe tornare da un momento all'altro. È impossibile. Perché è impossibile? Perché mia moglie ha la sana abitudine quando arriva di avvisarmi con un telegramma. Perciò dormi tranquillo, io cercherò di non fare altrettanto. Bye bye. Telegramma. Signorina, senta, volevo spiegarle cosa vuol dire approcci. Cosa? Senta, signorina, io potrei aiutarla a spogliarsi. Io spogliare da sola. Ah, si sta spogliando da sola? Chi è? Telegramma? Mettilo sotto la porta, Ugo. Dai, non fare il cretino, apri. Ma neanche per sogno. Bell'amico che sei. Dai, non mi seccare, levati le dita dal naso, porco. Ah, ma me la paghi, eh? Raimondo, questa me la paghi. Che idiota. Ah. Ehi, per chi è questo? Raimondo Pasotti. Interno 6. Grazie. Chi è? Telegramma notte? Buonasera, mettilo sotto la porta, cretino. Ma guarda che tipo. Signorina, vuole aprire un momento, per favore? Ma perché? Volevo darle l'acqua per la notte. Io non capire. Non capire. Acqua per bere, acqua, capito? Glu 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 glu. Piccione? Ma quale piccione? No! Wasser da bere! Ah, acqua, sì, vengo. Grazie. No, un momento, signorina, facciamo due No, chiacchiere. sono tutti italiani come pappagalli. Per noi stranieri sono tutti come lupi. Tu, lupi?
Ma no, signore, io non sono lupo, io non so ululare, io non so fare sente, io buono, io agnello, capito agnello? Sì, agnellino io. Annellina, allora, stai comodi qui. Stai comodi qui. Oh, finalmente ci siamo capiti. Sedere. Mi metto seduto, eh? Chiuda l'occhio, prego. Ah, ho capito, vuoi farmi una sorpresa? Sì, una sorpresa. Limor. Tua, limor, li tua. Perché non vuoi aprire al povero agnellino? Agnellino, dorme, tesoro. Ma io sono sveglio, senti? Beh. Buonanotte. Gli stranieri, con gli italiani, chi stanno? Ma che stanno, sì. ricevuto il telegramma? Come no? Sembra tanto strano che non sia venuta alla stazione. Anzi, il fattorino è voluto salire per forza perché era un telegramma notte. Boh, io non ci capisco più niente. Posi pure, grazie. Vede, signora, il telegramma è qui, chiuso. Oh, poveretto, si vede che non si è svegliato. Lo fanno sempre lavorare fino a tardi, povero mio mondo. Beh, grazie. Buongiorno. No, faccia piano, lo voglio svegliare. Bene. Ninondo! Ma lei chi è? Che cosa fanno da casa mia? Dov'è mio marito? Sprechen Sie das? Ma che sprechen Sie Deutsch? Dov'è mio marito? Nicht verstehen. Nicht verstehen. Ah, tu sorella. Ma che sorella? Dov'è? Dov'è? Apri! Apri, vigliacco! Fai bene a non aprire, sai, perché non rispondo più di me! Ma scarsone! E tu? Io turista, venire qui per dormire. Oh, ma me lo dici anche in faccia che dormi con mio marito! Prendi! Torna da mia madre! È andata via mia sorella? Attenzione! Questo è serio, importante! Vengo! Dottore, a chi le devo dare questi cappellati? Ci penso io, va pure. Ma la signora lo sa di tutta questa gente in Sì, lo casa? sa. No, non lo sa. Beh, insomma, non lo deve sapere, chiaro? Poi ci penso io, non ti preoccupare. La colazione. Alt! A servire nel salotto! Con vivo piacere. Jetzt große Frühstück! Kommen Sie alle mit! Ma
questo non è colazione regolamentare, questo è solo caffè latte? Ah, ma è un caffè latte buonissimo. Ma manca pan tostato, burro. Ma il caffè latte è molto buono. Manca marmellata, miele. Ma il caffè latte è buonissimo. Lo assaggi, lo assaggi. Prego. Manca. È freddo! Lo fa riscaldare. Le scarpe sono pulite? Ah, le scarpe, sì, le ho pulitissime. Sì, me le ho pulite io personalmente. Sono davanti alla porta della sua camera. Voglio mia spremuto arancio, bitte. Senti, qui c'è il caffè latte. Se vuoi lo spremuto arancio te la vai a comprare tu. Io solo caffè. È nel latte. Io solo latte. È dentro del caffè. Dove mi è sfumato arancio? Te la vai a pigliare, sta spremuta d'arancio. Insomma, cosa volete anche? Le uova al burro, le banane? Qui c'è solo questo. Questo è quello che passa in convento e basta. Nein! Qui non è convento, qui è caserma! Chi ha fatto questo scherzo militare? Ma io non ne so proprio niente, le scarpe sul tavolo, vabbè. Questo strattamente scandaloso! Vuoi andare via subito? No, per carità, professore, non mi dica questa cosa, mi fa piangere. Inutile lacrime, io vado via lo stesso e direi al mio compatriota tedesco di non più venire in quest'albergo! Per carità, non lo dica, si è sporcato tutto di latte, non lo dica, per carità, non lo dica. Lei mi rovina, professore. Adesso cercare altra pensione. Io usare telefono, il mio diritto. Prego, prego, lo usi pure, lo usi pure. Quanto da fare in questa casa. Ah, Good morning. good morning. Senti, cadavere in putrefazione. A rogna. Cosa fai tu qui? Non sapessi cosa mi è successo. Sapessi cosa ti succede se non te ne vai alla svelta? Ma no, lasciami parlare, è arrivata Sandra. No. Sì. Ti sto proprio bene, sono proprio contento, c'ho gusto. È il minimo che può capitare a un amico come te che si porta le ragazze in casa. È mezz'ora che ho chiesto Roma. È in linea, parli. Pronto? Come? Chi parlare? Ah, non capire! Non capire! Non interrompere, per favore! Come? Cosa è urbana? Signorina, ma che numero mi ha dato? 875492. Sì, ma mi ha risposto uno strogoto. Guardi, o ha sbagliato numero o c'è un contatto. Resti in linea. Va bene? Eine Schande. Noch nicht mal das Telefon funktioniert. Parli, signora. Pronto, Ugo? Ancora, donna, pronto? Ma no, prego andare, signora! Scusi, sia così gentile, mi dica, è l'875492? Come? 875492? Sì, sì, è questo numero, sì, ma io non voglio parlare con lei! Io ho il diritto di parlare con chi voglio io! Oh, professor. Bitte, nicht stören. Non seccare. Come non seccare? Chi c'è in casa mia? No, Sandra ha trovato Elke sola. A me non mi ha né visto né sentito. Dunque, in camera da letto di sopra c'eri tu. Il tuo non è un colpo di genio, il tuo è un colpo di sole, te lo dico io. Mi dispiace, non ho altra scelta. Ah sì? E io questa cortesia non te la faccio nemmeno se mi spari. Ma non c'è bisogno di spararti, ho un'arma più efficace. Se non mi aiuti, racconto tutta a Delia. Quest'arma si chiama ricatto. Già. Ed io combatto ad armi pari. Racconto tutto a Sandra. Su, su. Il cuore! Che c'è? Fa lo stupido, dai. Il cuore! Che cuore? Oggi, Fare lo stupido, oggi, che cuore! Ma... Il cuore! Su, dai, mi impressionano queste cose. Il cuore! Che cuore? Non me l'hai mai detto. Ma sai che mi impressiono con queste cose? Oddio, sono rovinato. Se non mi aiuti io perdo Sandra, perdo mia moglie. Ma sì, ma io perdo la mia, su, coraggio, coraggio, Oh, coraggio. no! Non la perdi, oddio. Perché? Perché io lo dico solo a Sandra. Tua moglie non saprà mai niente. Ma chi mi assicura che mia moglie non saprà mai niente? Su, coraggio, coraggio. Oddio, il cuore. Oddio, il cuore. Coraggio. Oddio, la guancia, oddio, la guancia. Lo sai che mi impressiona, su. Tua moglie non saprà mai niente perché io farò giurare a Sandra di non dirle niente. Ma tua moglie giura, è falso? Sì, il cuore, sono rovinato. Va bene, su. Coraggio, coraggio, di quello che vuoi. Aiutami. T'aiuto, ma tirati su, per favore. Allora tu eri di sopra, in camera mia. Va bene, lo sui amico, coraggio. Con Elke. Con Elke. Me lo prometti? Te lo prometto. Oh, il cuore. Coraggio. Mi dai la tua parola d'onore? Ti do la mia parola d'onore. Grazie, Ugo, io vado a aggiornare. Ai,
Hai eine andere Pension gefunden. Pensione di cosa? Poi l'altro puoi aver applicato tariffa seconda categoria, 1500 lire per questa caserma? Noi abbiamo trovato una vera pensione, tutto conforto per 1300 lire. Noi andiamo via. Professore, lei non può nemmeno lontanamente immaginare quale dolore mi sta recando in questo momento. Ho inteso, andate via subito, vero? Subito, non subito! Noi lasciamo libere le camere ore 11, come ci dà diritto il regolamento! Ah, questi regolamenti! Ma questa è diventata una casa squillo! Scusi, dottore, il Barry vuole le tazze e il cabaret. Ah sì, pensaci tu, io devo andare in ufficio, sono già in ritardo. Sì, e quelli? Quelli se ne vanno, con un po' di tatto sono riuscito a mandarli via. Meno male. Ah, mi raccomando, stai attenta prima che partano, non vorrei che... Non si sa mai, dicono tanto degli italiani, ma poi magari anche loro... Penso io a tutto. Mi Vada raccomando, tranquillo. Vuole che mi butti in ginocchio, ecco quando... Non si mette in ginocchio, la smetta, non faccia il buffone. Tanto inutile, sa? Ma io oramai le ho telefonato, mia moglie sta venendo qui per parlare con lei. Ha fatto malissimo. Lei non doveva mai mettermi in mezzo a questa faccenda. Se non ci diamo una mano tra noi uomini, perché lei è un uomo, no? Cosa sono? Dico, No, dico appunto, è un uomo di mondo. E come uomo di mondo le dico, caro Pasotti, che quando ci si fa cogliere in flagrante come lei, insomma, lei è un fesso. Ma può anche capitare. Non deve capitare! Non deve capitare. No! E quando sua moglie le ha trovato quella cosa nella borsa, si ricorda? Cosa? Sì, Oh, è stata una combinazione. Sì, la combinazione della stenografa. Ma cosa dice? Che era un mio corpetto. Cosa combinazione? Ma come? Si è dovuto pure licenziarla, direttore. Insomma, però, io non ho mai chiesto la complicità di nessuno, ha capito? No, mai? Mai. E quella volta che ha telefonato sua moglie e io le ho detto che lei era Spoleto, dov'era lei? A Spoleto, al festival. Sì. Chiamiamolo festival. Come chiamiamolo? Sì, se avessi detto la verità quella volta. No, guardi che lei mi sta ricattando in questo momento. Lei mi sta ricattando in questo momento. No, per carità, direttore, io mi butto in ginocchio, vuole che mi butto in ginocchio. No, aspetta, faccia il buffone, su. Oh, basta! Qualunque cosa succeda, un uomo, se è un vero uomo, deve sempre dire la verità, ha capito? Pronto, chi è? C'è la signora Pasotti. La faccia entrare. Eccola. Ciao, tesoro. Mi rispetti, signora, come sta? Scusi se lo disturbo, direttore. Ma perché? Ma volevo sapere dove ha dormito stanotte questo porco. A Spoleto? Già, a Spoleto. Ne è sicuro? Sì, sicurissimo. Le avverto che mio marito è molto bugiardo, direttore. Lo so. Ma no, ma che bugiardo. Ci siamo andati insieme. È venuto anche lui a Spoleto. Eh già, ci siamo trovati là per una combinazione. Ecco. È vero? Verissimo, sì. Sei convinta adesso? No. Vuoi che te lo metta per iscritto? Vuoi che ti dia la parola d'onore? Ah no, Pasotti, senta! La parola di un giornalista è sacra, lei non la può impegnare così per una cosa così futile. Andiamo. Ma io non dicevo la mia, dicevo la sua. La mia? Sì, della mia non sa cosa farsene. Questo è certo. Mi dà la sua parola? Ma le ho già detto, signora, che la parola di un giornalista è sacra, allora... Ho capito, non è vero niente. Aspetti. Siete bugiardi tutte e due. Signora. Ma no, tesorino. Tesorino, signora, venga qua. Vedrai che il direttore te la dà. Va bene, te la do. La mia parola. D'onore? D'onore. D'onore. Senta, a che ora parte? Fra 20 minuti. E non potrebbe partire prima? Già, adesso facciamo un orario speciale per lei. Quel Bitetti. È terribile, pensare che ha una moglie così carina, come lei del resto, poi. Ma io ti sono fedele. Beh, confesso che quando ho visto quella donna mi... Già, immagino. Bionda, eh? Ma direttore, io non lo so. Come? L'ha vista Ugo. Ah, sì, già. Ad ogni modo, signora, accetti un consiglio da me che ho esperienza. Non si fidi mai delle apparenze. Anche se trova una donna a letto con suo marito, pensi sempre che potrebbe essere una ranocchia. Cosa? È una barzelletta. Ah. Gliela racconti lei, signora. Mi rispetti. Scusi per il disturbo. Ma si immagini, signora. Caro Pasotti! E adesso che cosa dici, Raimondino tuo? Porco. Ma perché, scusa, se sono innocente? Ma fammi il piacere. Puoi stare alla nostra casa, Ugo, perché ci facessi comodi suoi. Ma no, cosa hai capito? Io non immaginavo nemmeno lontanamente che Ugo ci avrebbe portato una donna. Perché non ho dormito a casa sua?
Ma a casa sua non c'è posto, già tu non lo sai. Ci sono gli stranieri da Ugo. Gli stranieri? Ma sì, turisti, tedeschi, gente venuta per le Olimpiadi. Ma che ci stanno a fare? Stanno lì a pensione. No, pensione. Ma fammi piacere, poi figurati con Delia così geloso della sua casa. Ma Delia non sa niente, è stato Ugo perché aveva bisogno di quattrini. Non ci credo. Ah, non ci credi? No. Guarda, queste sono le chiavi della macchina. Vai a vedere, vai a vedere. Certo che ci vado. E subito. Raimondo, potrei ucciderti quando occupi la mia sedia, ma non lo faccio perché sono troppo allegro. Mi sono tolto un peso dallo stomaco che non finisce più. Figurati io. Li ho cacciati, sai? Cosa? Li ho cacciati, i tedeschi, come nel 14-18. Via di casa. Finalmente sono padrone della mia casa. Li hai cacciati? Cacciati via, se ne vanno alle 11. Hanno trovato una pensione che per di più gli offre uno sconto. Meglio di così. Alle 11 alle 11 vanno via. Lavora. Io faccio un salto in tipografia un attimo. Pronto? Ah, è lei, professore. Ah, meno male, siete ancora lì. Non se ne vada, professore. Non esca di casa, non si muova. Come chi sono? Sono Pitetti, il padrone di casa. Sì, ecco, appunto, voglio che restiate lì. Ah, mi dispiace, ma noi avere già fissate camere pensione tulipana, 1300 lire al giorno, con un trattamento ottimo, grande colazione la mattina, con miele, marmellata, 2 bustine di zucchero. Professore, senta, se resta lì, le faccio anche uno sconto meraviglioso. Senta, 1000 lire al giorno. 1000 lire? 800? 400, professore, con quel po' di colazione. Momento, prego. 400 Liren pro Tag mit großem Frühstück. Hoffentlich ist das keine Falle. Ein wunderbares Angebot. Lieber Professor, 400 lira il sistema e pensione nostra. Ja, wir akzeptieren. Bene, noi accettiamo a questo prezzo rimanere tutta la vita, ma raccomando, grosso Frühstück, grande colazione con 2 bustine zucchero. Sì, professore. Allora, d'accordo, l'estate? Grazie. Auspacken, sofort. C'è nessuno? 8 persone, niente camera più. Ah, è tutto pieno? Povero mio mondo. Per te? Ah, no, niente. Mio marito mi ha detto la verità. Arrivederci, scusate. Auf Wiedersehen. Arriva tercio. Quant'è? 900 lire più le conferenze va fatte va a Bresciano. Ma sì, gliel'ho detto che gliele pago. Anzi, aspetti, perché può esserci qualcuno da portare all'ospedale. Che cosa fai, svergognata, nuda in casa mia? Tu, sorella? Ma che sorella, sorella, rispondi! Che cosa fai in casa mia? Io venuta qui con Ugo. Ugo! Uomini italiani come lupi, la tana come tigri. Beh, se non volete che diventi una tigre, pigliate i vostri stracci e andatevene via subito, capito? Lei chi è? Cosa volere poi? Qui camere tutte piene, tutte esaurite, puoi andare altra pensione. Per cosa? Camere tutte piene? Ma che cosa è diventata casa mia? Un serraglio! Prego, qui siamo clienti regolari. Padrone insistito per non restare. Ah, padrone ha insistito, lo credo io, con queste qua. Ma adesso lo sistemo io, quel maiale, quel porco, quell'altrone! Verrückt! Pronto, qui Mondosera? Sì, è qui Delia Mattina. Delia! Ah, che bella sorpresa! Come va? Il bambino sta bene? È al mare? Ma che c'entra il mare? Sono furibonda. Perché? Perché non sto a Santa Marinella, sto a Roma, a casa nostra. A Roma? Sì, a casa nostra. Chi è tutta quella gente che gira per casa? Cosa fanno? Che cosa vogliono? Ma cosa stai dicendo? Gente in casa nostra. Guarda Delia, che tu ci vedi male, sai? No, ho visto benissimo. Qui ci sono degli stranieri, delle donne nude e una specie di Hitler. Ah, adesso capisco che mi ricordava quello. Hitler! Ma sì, quello che assomiglia a Hitler, perfetto. Cosa dici? Dico che assomiglia a Hitler.
Questo l'ho già detto io. Chi è? Hitler. Hitler. Ma Hitler è morto. Ma sì, lo so, scherzavo. È il cugino di Hitler. Che ci sta a fare il cugino di Hitler in casa nostra? Che ci sta a fare? Che ci sta a fare? È un segreto. Un segreto, è un segreto. Un segreto che mi dovrai spiegare. Ma certamente te lo spiego subito, anzi. Rimani lì, io ti raggiungo a casa. No, aspetta. Fai venire lei qui, sei pazza a lasciarla solo con quelli, è pericoloso. Pericoloso? Come pericoloso? È pericoloso, sì. Pronto? Buongiorno signora, sono Pasotti. Sì, stavo appunto dicendo a Ugo che è pericoloso che lei resti sola lì a casa. Sa, c'è di mezzo la politica, ecco. Ecco, venga lei qui, così le spieghiamo tutto. Certo che vengo, e subito. Ecco, l'aspettiamo, venga subito. Cosa le dico io adesso? Sì, arrivederla e bentornata. È tornato un corno. Adesso come faccio? Ma perché non se ne sono andati quei maledetti tedeschi? Perché? Avevano detto che se ne andavano alle 11 e... Di un po'. Non sarei mica stato tu, vero, per caso? Sì. Guarda, sei veramente uno... Ugo, dovevo pur difendermi da mia moglie, no? Piuttosto, cerca una scusa per Delia. sì, che scusa trovo adesso, ignorante? Ma sei un giornalista, inventala. Inventala. Quella adesso arriva, fra 2 minuti. Ma dai, c'è tutto il tempo, figurati col traffico, le Olimpiadi, tutte le vie congestionate. Lascia stare. No, mi fai prurito. Che cosa fai lì? Vai a prendermi una Coca-Cola, vai. Subito, dottore. No, ricominci, no. Lascia stare. Tanto è inutile. Mi fai prurito. Lascia stare, ti dico. Tanto mia moglie non ci crede. Io sono riuscita a convincere la mia. Sì, ma la tua è cretina. No, la tua è cretina che ha sposato te. Ma senti, come ti permetti, C'è un limite a tutto, sai. Cosa fai adesso? Ti asciugo col ventilatore per far più presto. No, per farmi venire una polmonite. Raimondo, tu mi vuoi male? Hai finito di scrivere? Sì, ho finito. Sei sicuro che sia vero tedesco? Come è vero che ho studiato francese per 5 anni. Adesso bisogna trovare un nascondiglio un po' strano per dar l'impressione di una cosa segretissima. Dove lo troviamo questo nascondiglio un po' strano? Nel tuo stipetto personale. Ah, sì? Lo chiami nascondiglio segreto quello? Sì, non ti ricordi quello che nascosti io ieri nel barattolo della colla? Sì, ma li hanno anche ritrovati. Ma dopo un anno. Non la beve, guarda, non la beve. Zitto! Chi è questa ragazza? La moglie. La moglie? Sì, la moglie in extremis. Non ti sembra un po' troppo vecchia? Ma sono passati diversi anni. No, non la beve. Questa lettera insieme alle lettere del corrispondente da Berlino, vai. Vedrai che ci cascherà. Ci è cascato tutto il mondo, come si fa? Dico che non la beve. Come? Non la beve. Mi raccomando, adesso quando viene tua moglie, stai tranquillo, sii calmo, sii disinvolto soprattutto. Così no. La fede. La fede, metti la fede, dai, non muoviti. Ecco. Signora? Allora tutto bene, tutto fila. L'importante è essere uniti. Vedrai. Che cosa? Quella cosa. Quale cosa? Non farmi parlare, Delia. Non ti posso dire di più. Non vedi che condizioni sono. Ma stai tranquilla, sarai orgogliosa di tuo marito. Quando mi metto in testa di fare un colpo io, chiedilo a lui. Sì, è un fegataccio. Beh, adesso sai tutto, no? Perciò calma, coraggio e soprattutto silenzio. È un segreto. Che segreto? Se è un segreto, è un segreto. Voi mi avete detto di venire qui perché mi avreste spiegato. E ti ho spiegato tutto. Anzi, forse ti ho detto qualche cosa di più. Fino ad ora mi hai detto solo delle sciocchezze. Ugo, piantala! Che cosa fa quella gente a casa nostra? No, Ugo! Questo no. Lei pensi agli affari suoi? Ma sono affari suoi, anzi, sono affari nostri. In fondo il cugino chi l'ha portato? Lui. E tutte le altre persone perché sono in casa nostra? Per lui. Perché capisci, tutto questo serve a preparare. No, Ugo, non puoi. Tu non hai il diritto di mettere a repentaglio il nostro lavoro di mesi e mesi così per vantartene con tua moglie. Lui non si deve vantare, lui si deve solo giustificare. È sempre stato così, sai. Fin da quando ci siamo sposati mi sono sempre dovuto giustificare. Ma non è una buona ragione. Ma scusa, allora se a un certo momento lei ti chiedesse di vedere il dossier... Tesoro, vuoi vedere anche il dossier? No, Ugo, ma... Ugo, parla, per cortesia. Ugo, ti prego, parla. Silenzio. Tu vai a prendere una Coca-Cola. La beve lei? No, la beve lei. Hitler. Cosa? È vivo. Ecco.
ecco, ti è scappata, lo sapevo che ti scappava. Perdonami, Raimondo, ma vedrai, di mia moglie si può avere fiducia. Signora, lei non ha sentito, vero? Dimentichi, per carità, dimentichi. Ma chi volete che creda a queste cretinate? Non la bevo! Cosa ti dicevo? Non ci crede! Non ci crede? Meglio così, meglio. Così non ne parlerà con nessuno. Guai se il professore... Che professore? Il professore... il cugino di Hitler. Da chi avremmo saputo che Hitler è vivo se non da lui? Frugando giorno e notte nei suoi bagagli. Non ci crede, vedi? Io glielo faccio vedere. Cosa? Il dossier. No, Ugo. Ma sì. No, Ugo, il Lascia. dossier, no, Ugo, il Lascia. dossier, no. Lascia. Ugo. Nel primo cassetto, il dossier, no, Ugo. Così sarai soddisfatto. Ma come faccio a leggerlo? È scritto in tedesco? Te lo traduco io. Ho parlato con Hitler. Oh, interessante. No, dentro no. Tanto non capiresti. Le lettere, le lettere. Sì, lo vedo, non sei ancora convinto. Ebbene, ti farò vedere le lettere. No, le lettere no, Ugo. Sì, le lettere del corrispondente di Berlino. Come il corrispondente? Sì, le lettere mandate a Berlino da Hitler al Fammi cugino. vedere. Sono anche firmate Adolfo. Eccole qua. Firmate Adolfo? E quella che cos'è? No, questa non posso. Fammela vedere. No. Sugo, dammela. No, Raimondo, è vero. No. Ti prego. Calma. E questa chi è? Io non lo dico. Chi è? Eva Braun. Eva Braun. Te la conosci? No. È un po' invecchiata. Beh, sono passati tanti anni. Leggi dietro. Auf Wiedersehen, zia Eva. Capisci? Se è viva lei, è vivo anche lui. Ragazzi, allora dite sul serio. Ma come? Ma cosa credi tua moglie che scherziamo? Ma non vi sei ancora resa conto che questo è il colpo giornalistico più importante degli ultimi anni? Ed è capitato proprio a noi. Ma non capisci che noi sappiamo che Hitler è vivo, non solo, ma fra poco sapremo anche dove è nascosto Hitler. E chi ve lo dirà? Lui, Chi lui? il cugino. E il cugino ve lo viene a dire a voi due? Non a noi due, E a chi? a me solo. E perché? No, Ugo. No, Ugo, quello no. No! Ha visto, signora, si è dovuto iscrivere al movimento. Che movimento? Come il movimento? Ma non ti ricordi? Cosa? Qualche tempo fa, su tutti i muri del mondo c'era questo segno. E sai chi ne era l'autore? No. Il cugino di Hitler, sicuro. E le persone che stanno a casa nostra fanno parte di questo movimento. Ecco perché io ho dovuto far finta di essere uno dei loro, un affiliato. E quindi mi sono fatto tatuare sulla schiena questo segno. Che non va via? No, è indelebile, è marchiata a fuoco. Oh, sì. Poverino, allora hai sofferto. Sofferto. Ho sofferto le pene dell'inferno. Ma cosa ci potevo fare? Non c'era altra via. D'altra parte un colpo come questo meritava questo ed altro. Qualsiasi giornalista si sarebbe fatto anche scorticare, non è vero? Oh, certo. E ne hai parlato al direttore? Sì, certo che ne ho parlato al direttore. Oh, che cretino. Chi, il direttore? Ma no, tu! Ah, io perché? Tesoro, ma quello con una notizia del genere, capacissimo di darlo a qualcun altro. Che c'è? E chi è quello stupido che si fa tatuare come mi sono fatto tatuare io sulla schiena? Senti, Ugo, e per il compenso? Quale compenso? Ma come, hai in mano un servizio del genere e non chiedi neanche di essere promosso? Ah, certo, come non gliel'ho chiesto. Anzi, ho dettato le mie condizioni. Non ci credo, ti conosco troppo bene. Ma sai cosa faccio? Vado io dal direttore. È in direzione? Non c'è, no, non c'è. E allora lo aspetto. Sì, lo aspetterai un bel pezzo perché credo non sia No, Roma. è fuori Roma. Fuori Roma. È andata a Parigi. A Parigi, sì. È andato a Parigi. Ah, sì? Salve ragazzi. Buongiorno, signor direttore. No. Ma come? È già qui? Sono le 5. C'è la signora Bisetti. Sì. Come mai? Non è in villeggiatura? E lei com'è che è a Roma? E ci Ma abita? a Parigi, no, a Parigi, è tornato da Parigi proprio adesso, ogni tanto fa una scappata. Col jet è tornato. Ha preso la Bene, il direttore ha fatto bene a tornare, così potremo parlare fra di noi. Volentieri, dico cosa. Dopo dovrei farle vedere due bozze. Forse è meglio andare in ufficio? Volentieri, signora, la prego, si accomodi. Va pure avanti, dica sempre di sì. Ah, che cosa? A tutto. Ma come? Scusi, tanto. Ma se mi domanda delle cose che... Si accomodi, signora, si accomodi. Grazie. Eccoci. Fresco. Mi dica. Allora, lo fa lui? Che cosa, signora? Lo fa mio marito il servizio. Sì, certi servizi me li fa sempre lui, sì, anzi loro. E quanto gli dà? Beh, io veramente gli darei 2 anni di galera se fossi un magistrato, ma purtroppo non lo sono. Scherzo, signora, scherzo. Scherzo. E cosa gli devo dare? Beh, io penso che un colpo simile non valga meno di 1 milione di gratifica. Senta, signora, un colpo in testa, a chi dico io, varrebbe molto, ma molto di più. Non si preoccupi, signora, continua a scherzare.
Il direttore Faceto oggi poi è proprio di buon umore. Sì, sì. forse, capirai, è stato a Parigi. Già. Bagordi, follie, eh? Ecco, si tratta proprio di una follia. Insomma, bisogna vedere questo colpo come riesce, eh? Cosa sarebbe il colpo come... Gobbo, il bassotto. Bassotto del quarticciolo, il nano del quarticciolo, non può essere quello il bassotto del quarticciolo, no? No, perché l'ho affidato a Minervini questo servizio. Cosa, Oh via, direttore, non faccia finta di non capire. Si tratta che Hitler è vivo. Appunto, dico. Cosa? Come lei ha detto questo? Ha detto questo a sua moglie? Sì, signore. Lei le ha detto che Hitler è vivo? Sì, signore. E che io l'ho incaricato di svolgere indagini e di fare questo servizio? Sì, signore. E magari poi di stampare questa roba sul mio giornale! Oh, direttore, non si deve preoccupare. Io manterrò il segreto, non aprirò bocca. E allora cosa devo fare? Che lei, se Ugo riesce a provare che Hitler è vivo, gli dà una gratifica di 1 milione. Gli do 1 miliardo. Ma guarda, direttore, non scherzo, ho detto 1 milione e lo voglio sul serio. Ma... E se poi Ugo riesce a scoprire dove Hitler si nasconde, lei lo nomina redattore capo. Redattore capo? Lo nomino direttore al posto mio. Oh, direttore, lei poi? Ma non si preoccupi per me, se il mio giornale esce con un colpo come questo io posso andarmene in pensione. Sì, mi faccia servizi come questo. Ma come, non le basta questo? No, a me basterebbe, ma è suo marito che ha certe idee, sai, proprio. Caro direttore, io devo spremermi il cervello per la mia mogliettina. Insomma, lei deve essere fiera di me, vero? E non ti pentirai di avermene parlato. Ah, Pasotti, Sandra è tornata? Sì. Sandra! Ah, sì, Sandra è tornata, sì. Bene, allora io la saluto, direttore. Mi E rispetti, signore. Arrivederci. Mi rispetti, arrivederci. Grazie, direttore. Dopo venite poi. Dopo venite. Così le Olimpiadi dei nostri due mariti si avviarono verso un promettente traguardo di conquiste. Ugo e Raimondo, campioni italiani dei pesi pappagallo, puntarono al più ambito dei trofei con lo scatto di un Berruti e l'eleganza di un Dinzeo. Tenaci e gagliardi, anzi gaiardoni. Caso assolutamente eccezionale, le mogli erano divenute le loro più accanite tifose. Delia e Sandra, campioni femminili di credulità, si preoccupavano solo di aiutare i mariti a cogliere la vittoria. Gli uomini certe idee non le hanno. Vedrai quante belle cose scopriremo con questo registratore. L'unica cosa che non ho ancora capito è come faremo a farlo funzionare quando il professore telefonerà. Ma c'è un apparecchio che si applica al telefono. L'ha comprato Ugo quando faceva ancora il cronista. L'apparecchio funziona quando si alza il ricevitore. Ma sei sicura che non ci sia nessuno? Certo, sono tutti alle Olimpiadi. E come fai a saperlo se abita a casa mia? Li ho visti alla finestra, vieni. Pronto, Bella Motel? Senta, mi passi il direttore, per favore. Grazie. Ma si capisce tutto. Grazie, Ugo. E perché ha telefonato a motel? Ah, non lo so. Pronto, il direttore? Mi servirebbero 2 camere per domani sera. Come? Siete pieno di tedeschi? Si figuri noi. No, guardi, per me deve fare un'eccezione, sa? Sì, io sono molto amico del proprietario. Sono il dottor Ugo Bitetti, redattore capo di Mondo Sera. Beh, si intende che potrò esserle utile anch'io, se lei mi favorisce. Insomma, non mi faccia dire di più. È un segreto. Si tratta di un incontro clandestino, guai se ci scoprono. E va bene, mandi via qualcuno. Dica che deve venire un altissimo gerarca nazista. Ma quelli sono tedeschi, si figuri se non lo favoriscono. Va bene, allora d'accordo. 2 stanze. Non ci hanno detto niente. Ma allora? Ci sono. L'hanno agganciato. Chi, Hitler? Un altissimo gerarca nazista, non può essere che lui. Ma allora sono in pericolo. E non hai sentito? Guai se ci scoprono. Oh, e pensare che erano partiti come per andare a fare una scampagnata. Poveretti, forse l'hanno fatto per non preoccuparci. Oh già, hai ragione. Sì, è così. Certo che il mio Raimondo è proprio un colosso. Però è Ugo che ha organizzato tutto.
E noi stiamo qui a giocare con quel registratore. Ma che cosa vorresti fare? Beh, io col mio temperamento prenderei la macchina e andrei di corsa al Bella Motel per essergli vicino. Anch'io. Se il mio istinto non mi dicesse che si arrabbierebbero. Ha dimenticato la macchina fotografica? Oh. Beh, e adesso come farà? Ma certo, se non lo fotografa, non gli crederà nessuno. Non è stata l'emozione. Sandra, è pericoloso, ma bisogna aiutarli. Sì. Dobbiamo portargli la macchina. Piuttosto hai sistemato tutto bene senza dare nell'occhio? Tranquillo, ho fatto mettere la bottiglia di champagne nella camera da letto. Ragazze! Ragazze, fuori, volete fuori, uscire? fuori. L'acqua è fredda, Fuori. fuori! Potreste prendermi un raffreddore! Fa freddo! Uscite! Su, ragazze, fuori, fuori! Il signore ha ordinato lo champagne. Sì. Ma come, non l'hai portato nell'appartamentino? Ma andiamo, se non le sapete voi queste cose, andiamo. Sì? Prendere il mio borsa al bar, per favore. Bene. Volo! Grazie. Sandra, senti Sandra, bisogna cercarli, però dobbiamo fare molta attenzione perché potremmo rovinare tutto. E come facciamo? Ah, non lo so. Ugo! Ugo, Raimondo ha dimenticato la macchina. L'automobile, porca miseria, gliela portano via. Ma no, Ugo, la macchina fotografica. La macchina... Ah, sì, gliela riporto dopo. Come dopo? No, gliela riporto subito, immediatamente. Ma dov'è? Siete in pericolo. Altro che siamo in pericolo. Lo immaginavo. Siamo in una situazione difficilissima. Lo sapevo. Come lo sapevi? Certo. Come? Ugo, noi sappiamo tutto. Tutto che cosa? Tutto. Che cosa siete qui a fare e con chi siete? Davvero? Ma dite sul serio? E apprezziamo molto il fatto che abbiate taciuto. E siamo molto fiere di voi. Ma scusate, state parlando seriamente? Perché non è giusto? No, giustissimo. No, solo mi meravigliavo che fosse diventate improvvisamente così comprensive. Beh, era il minimo che potessimo fare. Scusa, voi siete venuti qui e avete rischiato la vita per parlare con Hitler e noi... Già, ma voi venite qui mentre noi dobbiamo parlare con Hitler, ma... Che diavoli di donne che siete! Ma come avete fatto a saperlo, scusate? Beh, sarebbe troppo lungo spiegarti. Già, troppo lungo e soprattutto pericolosissimo. Io consiglierei una cosa. Aspettate un attimo. Sapete com'è fatto Adolfo? Adolfo? Sì, un tipo così Lo chiami scorbutico, così? un caratteraccio e poi è invecchiato, tremendamente invecchiato. Bisogna prendere le cose con una certa calma. Sì, capirete, basterebbe un passo falso per rovinare ogni cosa. Stai attento, Aspettate, Ugo. ecco, lei tenga qui la macchina, ci penso io. Adesso vedo un pochino Stai di prendere. attento, Ugo. Starò attentissimo. Ti è caduto qualche cosa? Che cos'è? Niente. Come niente? Guarda. Questa è una borsa da donna. È vero. E di chi è? Hitler. Cosa? Beh, è un regalo che Hitler ha fatto a Eva Braun. Avanti, non dica sciocchezze. Beh, che c'è di strano? Hitler non si può permettere di fare un regalo a sua moglie? Sono sposati, si vogliono bene. Sì, si vogliono tanto bene. Certo. Come io voglio bene a te. Ma dico, sei impazzita? Delia. Questo è per Raimondo. Scusi, Anche io ti lei? cavo gli occhi, ma scalzone. Insomma, dico, siete impazzite tutte e due, siete. Qui ci sono donne. Certo che ci sono donne. Un motel non ci sono donne. Ci sono anche di quelle, solo che noi non le conosciamo. Andiamo, Ugo, non fare lo stupido. Abbiamo capito tutto. Lo so che avete capito tutto, l'avete detto voi. Siamo qui per Hitler. Chiaro, no? Avanti, la smetta. Ma insomma, l'avete detto voi o non l'avete detto voi? Allora vi contraddite. Va bene, va bene. Allora, voi non siete qui con delle donne. No. Qui c'è Hitler. Sì. E qui? Sì. Hitler. Faccelo vedere. Sì, brava. Hitler si fa vedere così come una scimmia allo zoo. Ma dico, ma voi credete che si possa vedere così? Ugo? Ugo, non attacca, lo voglio vedere. Stai calma, lo voglio vedere. Non si può. Abbiate pazienza, non si può. Andiamo, ci accompagni. Ma che? Ma stia calma lei. Ma chi è lei? Chi è? Ci accompagni, stia calma. Ci accompagni un accidente. Ci accompagni. E dico, non si può mica... volete che ci ammazzino tutti e quattro? Stiamo calmi. Insomma. Andiamo, Ugo. No, andiamo. Vado. Qui stiamo marciando sul filo di un rasoio, capito? È una cosa pericolosissima. Qui ci sono spie dappertutto. Stai calma, Delia. Vedrai, ora cercherò di convincerlo. Magari ve lo faccio vedere di nascosto, che ne so. Vai. Ma stiamo calmi, stiamo. Guardiamo che cosa c'è dentro. Sì. Un portaciprio e un rossetto. Adesso andiamo a bere qualcosa. Porca miseria. La scarogna nera.
Was ist passiert? Come avranno fatto a saperlo? ich verstehe nicht. Sono arrivate. Ma chi? Delia e Sandra. No. No, sono giù nella hall e non se ne vanno. Cosa facciamo? Bisogna nasconderli dietro. Dove le mettiamo? Nelle cabine. Nelle cabine. Andate nelle cabine. Sono arrivate le cattivone. Le tigri. Sì. Tua sorella? Sì, tua sorella. Andate. Non muovetevi di lì fino a quando non diamo il cessato allarme. E adesso cosa facciamo? Disinvoltura. Come? Così. Aber warum sollen wir uns denn verstecken? Aber die beiden Fragen geben uns Salziohrfeigen. Also es ist eben deine Schuld. Aber nein, ich wusste nicht, dass Sie uns hierher bringen. Und jetzt, wie kommen wir hier weg? Ich habe eine Idee. Wir werden allein mit Ihren Wagen wegfahren. Bisogna stare attenti a non farsi vedere. Hai capito, Raimondo? Dove sei? Ugo, non farti vedere, su. Muoviti. Ma come faccio a farlo? Come hai fatto l'altra volta al giornale. Muoviti. Ma l'ho fatto per scherzo. E adesso lo fai sul serio, altrimenti lo scherzo ce lo fanno loro. Volete proprio vederlo? Sì. Guardate che è pericolosissimo, ve l'ho già detto. L'avete voluto voi, eh? Non ce ne importa niente. Stai calma. Ma allora si arrabbierà quando vedrà il servizio pubblicato. E chi glielo pubblica il servizio? Cosa? No, volevo dire, lui non sa che dobbiamo fare un servizio. Non sa nemmeno che siamo giornalisti. Crede che siamo due affiliati. La svastica. Sì, ce l'ha. Allora non potete fotografarlo. Fotografarlo? Ma che fotografarlo? Non vuole nemmeno essere visto. E noi lo vogliamo vedere. Va bene, sta calma, te l'ho promesso, te lo faccio vedere. Però mi raccomando, cautela. Va bene. Dunque, avvicinatevi a quelle persiane. Sì. Io entro dentro. Non so, cercherò di distrarlo in qualche modo, ve ne faccio vedere magari un pezzo, non lo so. Delia, la mia assicurazione vita è nell'ultimo cassetto del comò. Oh, Ugo, non esagerare. Signora? Sta attento. Sì. E se lo fotografassimo? Oh sì, certo sarebbe un'occasione unica. Dai, scappa. Oddio, devo sparare. Ma no, deve essere Sandra che ci ha fotografato. Sì. Eccola, sì. Scappa. Meno male l'hanno bevuta. Ja, mein Führer. Poi un momento, non porteranno mica quella fotografia al giornale. E se anche lo facessero? Io sono d'accordo col direttore. Ah già, allora filiamo, dai. Beh, e ragazzi? Ti pare il momento di pensare alle ragazze? Qui bisogna pensare a salvare la pace in famiglia. Ma io ho creato un movimentino, mi dispiace. Dispiace anche a me, ma qui bisogna squagliarci. Prendiamo la macchina e loro s'arrangeranno con l'autostop. Vieni. Andiamo. Ma non c'è niente da fare. Qui in Italia, se non ci sono due belle ragazze, chi le carica? Ma lo so, cosa vuoi che gliene importi di vedere due bei ragazzi? No, guarda, tira un po' più su quel titolo. Sposta lei? Sì, stiamo impaginando. Cosa stai impaginando? Beh, veramente toccava a Bitetti, ma sta facendo quel servizio con Passotti, lei sa, vero? Lo so. Io non capisco, con tutte le belle ragazze che ci sono in Italia, questa mania provinciale delle turiste straniere. Proprio così. Ha ragione, direttore. C'è quell'olimpionica che è già venuta 2 o 3 volte. Eccola là. Ah, sì. Portami 2 ritagli. Con questo possiamo chiudere la pagina, non le pare? Pronto, Ermelinda? Sì, sono io. Sei ancora al giornale, ma lo sai che dobbiamo partire? E purtroppo non posso. Sai come succede? All'ultimo momento... All'ultimo momento inventi sempre una scusa.
Ma che scuse, il lavoro. Sì, sono 30 anni che inventi delle scuse. Oh, ma io me l'aspettavo, sai, Gino. Lo so che mia cugina non ti ha affatto simpatica. Ma cara, ci sono delle cose molto più importanti del matrimonio di tua cugina. La situazione è complicata, sai. È piuttosto nera. Eh sì, una faccenda molto grossa. Pare che Hitler sia vivo. È un colpo sensazionale, sai, quando mi portano la notizia bisogna fare assolutamente un'edizione straordinaria. Oh, lo capisci anche tu, brava, mi fa piacere. Ecco, allora buon viaggio e tanti auguri a tua cugina, eh? Sì. Ciao Ermelinda, ciao. Arrivederci, io me ne vado con impegno. Arrivederci. Buonanotte, direttore. Cos'è, il servizio di Bitetti e Pasotti? Bravo, hai indovinato! Il direttore se ne va. Mica penso lui, adesso me ne vado pure io, sai? E se arrivano Bitetti e Pasotti col servizio di Hitler? Beh, ci pensi tu, fai un'edizione straordinaria, eh? Titolo su 9 colonne. E se c'è una bella foto, massimo risalto, così finalmente diventi professionista, va bene? Tranquillo, dottore, rimango qui tutta la notte. Ecco, bravo, stai qui tutta la notte, eh? Arrivederci. Arrivederci. Il direttore, per È piacere. andato via e anche i redattori, è tardi ormai. Accidenti, e non c'è nessuno. Provi a rivolgersi a quel giovanotto laggiù. Ah, quello, Sì, vero? quello. Buonasera. Senta, io sono la signora Bidetti e io la signora Pasotti. Hanno fatto il servizio? Beh, stanno ancora parlando con Hitler. Perbacco. Si possono muovere. Però io qui, rollino con le fotografie. Ah, grazie molto. E presto. Portalo subito a sviluppare. Ci siamo. Prepara la prima pagina. Titolo su 9 colonne. Guarda che è un servizio speciale. Mi dica sì. Hello, Rome, London speaking. I want to speak to the director of Mundo Sera. It's urgent, very urgent. Oui, Roma, c'est ce Pechino. Voyaka, Mundo Sera ne llama. Ce cosa Hitler? Hello. Mogli te govoriš sa urednikom od Mundo Sera? Navode, Roma, Internet Addis Abeba. Alarmirava col direttore di Mundo Sera. Qui Mosca. Дайте директора Мондо Сера. Сразу, пожалуйста. Нету? Тогда журналисты, что говорили с Гитлером. Хорошо, потелефонирую через час. Hitler is alive? Well, phone the Kremlin immediately. I want to speak to Khrushchev. Yes, my old friend Nikita. Как? Гитлер жив? Передайте мне сейчас в Белый дом. Да, генерала Айзенхауэра, моего старого друга Ehi, siamo arrivati, buon uomo. Ferma. Grazie e tante belle cose. Grazie. Non ne posso più, sono tutta a pezzi. Anch'io. Non vedo l'ora di buttarmi sul letto. A chi lo dici? E guai a chi mi parla ancora di turisti e di forestieri. Ah, pienamente d'accordo e soprattutto basta con i tedeschi. Ugo! Raimondo! Sedute! Per fortuna siete arrivati. Ugo, sistema tu questi parabutti. Sì, è una parola. Ma insomma, che cosa volete? Forse la colazione non era di loro gradimento. C'era. Che cosa sarà questa? È un giornale. È il nostro giornale. E non vedi la tua... la fotografia di Hitler. Hitler è vivo. Oddio. L'hanno pubblicato. Ma è assurdo. Assurdo. Perché assurdo? Zitte, donne! Chi ha scattato la fotografia? Vuoi sapere dove è Hitler? Noi. Ecco, come facciamo a sapere dov'è pure? Guardi, è stato tutto un equivoco, poi le spiegheremo. Le spieghi. Ah! Vuoi volere tradire il suo nascondiglio? Ma adesso noi sapere vivo il nostro grande Hitler! Heil Hitler! Oddio, mamma! Noi, suoi fedeli, impediremo! Voi morirete! Non ci si provi nemmeno a toccare mio marito. Assassini! Silenzio! Ucciderei anche voi! No, mia moglie. La prego, professore. Ma che professore? Io sono il colonnello von Gruber delle SS, segretario generale del movimento neonazista per la rinascita della grande Germania di Adolf Hitler. Il mio cugino germano
No, non facciamo scherzi. No, quella storia l'ho inventata io. Inventato? Ma che cosa avete inventato? La storia No, lo diciamo per loro. Io personalmente Hitler non l'ho mai visto nemmeno quando era vivo, io ero piccolo. Oi bugiardi, oi morire! No, ma che bugiardi? Guardi, quello della foto non era Hitler. No, è Churchill. Ma cosa No? Churchill? Ero io. Guardi un attimo. Guardi. Heil Hitler! Heil Hitler! Ma eri tu, ma scalzone! Eravate con 2 donne. Insomma, mi vuol dire veramente che l'ha autorizzata a pubblicare questa cretinata? Gliel'ho già detto, direttore. Ieri sera ho sentito che lei per telefono diceva a sua moglie che aspettava questa notizia. E lei dà retta a quello che un marito dice alla moglie? E vuol diventare un giornalista? Mi faccia il piacere! Schnell! Alles gut, abdichten! Hier! Und hier! E unten! Ma insomma, che cosa stanno facendo quei 2 cani? Stanno tappando tutte le fessure! Perché? Forse perché non si sentono le nostre grida. No, per le correnti d'aria. Ma vi rendete conto che quelli ci ammazzano sul serio? Sul serio ti ci ammazzo io! Il collo! E poi torno da mia madre, ecco! Ho paura che torneremo tutti da nostro padre, quello celeste. E anche il coraggio di nominarlo! Occhio sacrilege! Con quella bocca può dire ciò che vuole, ma non mi incanta! Gut! Noi non potete uccidere voi col revolver, troppo rumoroso, troppo! Noi ammazzare col gas. La gas Mi piace la morte col gas! Mi piace moltissimo! Ma col gas si muore! Appunto! E noi faremo vedere come si fa a morire! Faglielo vedere tu, io non lo so e non ci tengo ad imparare! È una morte eroica, è una morte bella! Alcun desiderio prima di morire? Sì, tagliare la corda. Ja, possibile, ma prima darmi l'indirizzo del mio cugino. Non lo so. Gut. Allora, buona morte. Grazie, molto gentile. Ma sei impazzito! E lo ringrazio pure! Sicuro che lo ringrazio. E sapete perché? Perché non potevano scegliere morte migliore. C'è lo sciopero dei gasisti. No! Ma allora siamo salvi! Bene, così potremo ammazzarvi con le nostre mani! Dai, non ricominciamo. Ti sembra questo il momento di parlare di vendette, dai? Palermo, la mostra dell'artigianato sarà in... Schnell weg, sonst wird's gefährlich! Die Kerle werden merken, dass mit uns nicht zu scherzen ist. Los, beheilen wir uns! Di partenza, professore? Jawohl! Noi andiamo in nostra Germania e qui non torneremo mai più! Sai che dolore! Roma, l'avvertenza dei gasisti è stata composta questa mattina. Pertanto, l'erogazione del gas è stata ripresa regolarmente alle ore 10. Ma io sento puzza di gas! Ma va. Anch'io! Ma no, è suggestione. Ne abbiamo parlato per tanto tempo e adesso abbiamo l'impressione di sentirlo davvero, ma è suggestione. Ma è una suggestione che puzza di gas! Accidenti a te e al tuo sciopero! Qui c'è un'aria purissima, te lo dico io. Respiro a pieni polmoni. Non senti aria di montagna? Niente, un colpo di tosse, niente. Aiuto! Aiuto! Ma questa tosse non è mica tanto sana. È possibile. C'è lo sciopero, ho passato io la notizia. Presto, togliamoci, facciamo qualche cosa, non possiamo morire così! Aiutami! Cerchiamo di raggiungere un'uscita. Forza, cerca di sciogliermi il bagaglio. Forza! Dai, ancora! Ancora un pezzettino! Sì, così! Ma cosa vuoi fare? Ecco fatto. L'ho letto sui libri sani. Ora coi denti ti sciolgo il nodo. Sì. Cretino! Speriamo che venga qualcuno! No, speriamo che non venga nessuno. Perché? Perché
perché se viene qualcuno suoni il campanello. E allora la scintilla fa scoppiare tutto. Ma come avete fatto sapere che io sono vivo? Colossale.